Siamo con il sindaco di Grotte Provvidenza, ecco domani ci sarà il premio Racalmare, un'edizione particolare che vedrà premiato anche il professor Agnello che è di Grotte, ma non solo, insomma un premio che ormai diciamo, fa di Grotte un punto di riferimento nella cultura siciliana. Sì, sì, anche quest'anno è arrivato finalmente il momento del premio Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte, questa è l'esatta denominazione del premio che è nato 40 anni fa, quindi un'edizione importante perché la longevità di questo premio dimostra come dire, i grandi presupposti culturali di questa grande iniziativa, che tra l'altro ha visto a Grotte personaggi importantissimi, a partire da Leonardo Sciascia che fin dal primo anno ha voluto contribuire a questo premio che è stato voluto fortemente dalla nostra città. Siamo particolarmente soddisfatti, anche quest'anno ci siamo impegnati tantissimo, la terna è molto importante, è molto solida, quindi tre libri tra l'altro di case editrici importanti e questo ci rende particolarmente soddisfatti. Da sottolineare anche i due premi speciali che sono stati previsti, di cui uno appunto al nostro carissimo Gaspare Agnello, tra l'altro avrò l'onore per quello che appunto ci ha anticipato Gaspare Agnello di ricevere da lui una valigia, chiamiamola così, come la chiama lui, piena di ricordi, pieni di carte, di missive, di tante cose che riguardano i rapporti del professor Agnello con Leonardo Sciascia. Purtroppo non sarà possibile consegnare il premio speciale a Melati. Melati, come sapete, a seguito della vicenda di Paparcuri, ha deciso per solidarietà di non ritirare il premio. Naturalmente noi accettiamo la decisione di Melati, però come dire, probabilmente la solidarietà, almeno per quello che mi riguarda, per quello che penso io, potrebbe essere manifestata anche attraverso la presenza, anche attraverso la condivisione. Spesso un messaggio, la presenza, vale molto di più che di un'assenza che può essere anche, diciamo, non interpretata nella corretta maniera. Quindi senza polemica, per carità, accettiamo la decisione di Melati. Io personalmente non la condivido perché ritengo che la solidarietà va sempre, anche noi come Comune di Grotte manifestiamo la solidarietà a Paparcuri, per carità, però diciamo, la manifestiamo apertamente con la nostra presenza, con le nostre parole. Ricordiamo che il premio, il presidente della giuria è una persona molto nota, no? Sì. Sì, sì, assolutamente, naturalmente anche quest'anno il premio è stato presieduto dal presidente onorario che è il professore Ferlita, quindi abbiamo deciso di continuare questa avventura con il professore Ferlita che è durata 5 anni, quindi per tutto il quinquennio della mia amministrazione abbiamo avuto il piacere, l'onore e la fortuna di avere come presidente il professore Ferlita, che anche quest'anno insieme alla giuria tecnica, perché il premio prevede la presenza di una giuria tecnica costituita da 12 persone, hanno fatto un ottimo lavoro e quindi visto che siamo arrivati alla fine del quinquennio ne approfitto per ringraziare Ferlita per il grande lavoro svolto non solo quest'anno ma in tutto il quinquennio. Grotte è una città vivacemente culturale, da un punto di vista culturale ricordiamo recentemente, qualche giorno fa, il premio Martoglio, ma anche tantissime iniziative fatte diciamo localmente con diversi premi, insomma come mai Grotte ha questa diciamo, volontà, questa creativa culturale? Sì, anche la nostra amministrazione ha deciso di supportare e questo deve essere fatto la cultura concretamente, nonostante i problemi di bilancio, soprattutto di questi tempi che tutti conosciamo, i problemi di bilancio degli enti locali, soprattutto in questo momento anche a causa dell'aumento del costo dell'energia. Dicevi bene, il premio Martoglio è un altro momento importantissimo per il nostro comune, il premio Martoglio ideato e organizzato dal nostro amico Aristotele Cuffaro, che peraltro l'anno prossimo vedrà addirittura la sua 20ª edizione, quindi il premio Racalmare, il premio Martoglio, ma non solo, abbiamo organizzato anche diversi caffè letterari per arrivare ai più semplici ma determinanti incontri con i bambini nella nostra biblioteca. Voglio sottolineare che in questi 5 anni abbiamo destinato tantissime risorse all'acquisto di libri, abbiamo avuto diversi finanziamenti sia regionali che statali che sono stati utilizzati per l'acquisto di numerosissimi
moltissimi libri, parliamo ormai di centinaia di libri che sono stati acquistati in questi anni, quindi per Grotte la cultura è importante, l'abbiamo sempre dimostrato e continueremo a farlo supportandola concretamente con l'aiuto, appunto, con il sostegno finanziario.